Good alla Fiera di Udine da giovedì 5 a domenica 8 novembre. Amiche e amici di Verde Nord-Est, eccoci giunti all'appuntamento con lo speciale dedicato a Cocofungo 2015. Siamo al quarto appuntamento, siamo già al giro di boa di questa 39esima edizione della manifestazione che quest'anno è un grande tributo a Beppo Maffioli. Noi vi parliamo da Castelfranco Veneto, siamo da Barbesin, anche qui la storia è iniziata di Cocofungo, ma abbiamo tante sorprese come sempre da riservarvi nel corso di questo nostro speciale che inizia subito con queste immagini riassuntive. Eccomi adesso in compagnia di Mirko Barbesin. Senti, è un'abitudine ormai che ho preso in questo speciale di Cocofungo chiedere un episodio, qualcosa che vi lega a Beppo Maffioli. Barbesin, che cosa ci può raccontare? Io parlo per me stesso, io ho avuto la fortuna di averlo conosciuto, ero bambino, era una persona molto carismatica ed era uno che assaggiava i piatti, ma quello che è peggio, si faceva dare le ricette e le provava. Ricordo che ero a casa sua un pomeriggio, stava provando una ricetta, non gli tornava, ha chiamato il ristoratore e gli ha detto: "Ciao Ceo, ma cosa mi hai dato qua?" Senti Mirko, che cosa ha rappresentato per voi invece? Per noi è la base della ristorazione, noi ci ha fatto capire che cos'è la cucina veneta, ci ha fatto partire un grande aiuto, non solo per noi ma per tutta la provincia di Treviso, credo, ormai è una cosa consolidata. Benissimo, grazie a Mirko. Noi proseguiamo con le immagini qui dal ristorante Barbesin di Castelfranco. Sono adesso in compagnia di Luca Barbesin. Stasera con te vorrei parlare di vini. Da dove nasce lo spunto che poi arriva nella carta che proponete in tavola? Questa sera lo spunto nasce, noi privilegiamo sempre il cibo perché siamo ristoratori, siamo cuochi, ma il vino è un segno importante perché il vino della nostra agricoltura è una cosa molto decisa e che dà un segno. Questa sera abbiamo voluto fare i 4 poli cardinali dell'Italia, siamo partiti da un vionier dal sud Italia, dalla Sicilia, siamo passati al nord con un Gewürztraminer da San Valentine, siamo passati a un nobile di Montepulciano e a un Asti Moscato spumante per toccare i 4 poli cardinali. Senza dimenticare il Prosecco. Ma il prosecco come aperitivo eccezionale è un vino sempre da rispettare. Bene, lasciamo Luca ai vini e le immagini che continuano qui dal ristorante Barbesin. Eccoci arrivati alla parte conclusiva di questo speciale dedicato a Cocofungo, è il quarto appuntamento di questa 39esima edizione. Noi ci fermiamo qui da Barbesin a Castelfranco Veneto, ma fissiamo già un appuntamento. La prossima puntata saremo a Castelbrando per parlare ancora di Cocofungo. Arrivederci.